questo fiume Brenta, sai? Sì, facciamo una ripresa qua. Quello è il fiume Brenta? Sì. Ok. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi ci troviamo a Grigno. E siamo davanti al fiume di Brenta, che è bello, La anche zona- là. E stiamo andando sulla piana Marcesina. Quindi oggi vi portiamo con noi in questo posto strepitoso. Volevamo fare la intro qui perché è davvero bello. Dire qualcosa? No, sai cosa? Non Sì, ti capisco sì. perché sento Salve. come due volte di là e di qua Sì, e sai con un po' di... c'è un po' di effetto eco. Sì, no, Sì, non capisco niente. che arriva un po' dopo. Sopra la X andremo lì. Andremo lì. Ah, Eh sì. Proprio dove c'è la nuvola. La nuvolozza. proprio giusto. Eh sì. Houston, abbiamo un problema. Dovevamo andare là. Google aggiornato non ci ha detto che la strada era bloccata. Lavori di... cosa c'è scritto? Di sgaggio. Il disgaggio è una tecnica utilizzata per la messa in sicurezza in tempi brevi di una parete rocciosa, di una scarpata tendente a franare o del fronte di abbattimento di una galleria sia mineraria che civile, qualora vi si trovino parti o frammenti che siano soggetti al rischio di distacco e di caduta. Qua, come si vede dalla ruspa, roba grossa. In corso è severamente vietato il transito. Ho messo 1 e 2 sbarre con controllo elettronico. Di conseguenza finisce qui il giro di oggi. Vedi, altopiano Marcesina era a destra. Qua non si va da nessuna parte. Piccolo briefing, quando si dice non tutti i mali vengono per nuocere, erano le 5 del pomeriggio, in questo momento siamo a Selva, dovevamo salire a 21 minuti fino alla piana Marcesina. Noi di solito ci andiamo da sotto, da Foggia, facciamo tutta la piana, invece stavolta volevo arrivarci dall'altra parte. Il problema è che lì è alto, stava iniziando a fare brutto tempo, c'erano nuvole, altezza 1300 metri e l'idea, quello che volevo fare oggi, era andare a trovare uno sterrato, probabilmente per mountain bike, non so se sarebbe stato possibile l'accesso. Quindi tutto un progettone con finale dello sterrato anche sul precipizio. Non sono mai andato, dovrei un attimino capire, però bisogna andare di mattina presto. Ci siamo trovati lì, mano del destino ha voluto che ci fosse questo disgaggio, siamo tornati indietro e abbiamo trovato due perle. La prima, lo sterrato, con le riprese che avete visto all'inizio, un'idea che volevo fare, mi ero svegliato una mattina con 2 o 3 idee, volevo metterle in pratica su uno sterrato e ci siamo trovati lì uno sterrato facilissimo, con un po' di ghiaia, un po' di sabbia, un po' di pozzanghere, non c'era nessuno, potevamo sperimentare tranquillamente, abbastanza lungo, proprio sembrava fatto apposta per quella cosa là. Quindi a volte quando le cose devono andare vanno. E un'altra chicca che adesso vi facciamo vedere. Guarda che carino questo borgo. Ma guarda che bomboniera. Ciao. Facciamo un saluto. E così niente, torniamo a casa. No, adesso facciamo un po' di giretti qua. Vedi, non tutti i mali vengono per nuocere. Ah, quella, Che quella. bello, adesso andiamo a vederlo questo. Oh, sì, bene, bene. Non è il posto ideale per girarsi. Ah. Piccoli amicetti.
Mezzo. Chi è? Amici, Amici? i gatti. Cosa sarebbe questo? Che area picnic. Hai provato a vedere che cos'è, amore? Al telefono? Sì, ma non dice niente. E qua non mi addentrerei troppo perché la gente viene a fare cose. Sì. Ecco, lì su ci andiamo un'altra volta. Ma oggi, inaspettatamente, la cosa ci ha regalato. Attenta, amore, sai, non andrei tanto avanti. Che già qua. Già. Dice per la guerra? Penso di sì. Un piccolo forte, forse dove avevano cannoni. Quello sembra di sì. Guarda che posticino. Prossima volta ci portiamo i panini. Sì, raccontiamo quella di oggi. Oggi prima di partire, intanto che facevo la traccia GPX 2 ore, e ci sono fatte le 12:30, l'una, le 2. Alla fine abbiamo mangiato le lasagne che ha fatto la Giulia. Mannaggia che non le ho riprese, ma una roba grande. Oh. Sì. Qua potremmo fare una foto copertina così. Se ci mettiamo lì. Bene, parlo forte perché siamo senza microfono. Allora speriamo che il video vi sia piaciuto e noi da Selva di Grigno e da questo piccolo forte, che poi andremo ad approfondire, vi salutiamo. Se il video di oggi vi è piaciuto, lasciateci pure un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Facciamo una prova prima. Io sono in moto. Ok. Brava. Bravo amore, adesso la rifacciamo al contrario.